Stefano sta arrivando e come si dice, sto arrivando. È sul Cavalcavia, sapete che il Cavalcavia è lunghissimo e tutto. Quello di Mestre, no? Sì, ma qui in Mestre saranno 7 km. Adesso è breve, dopo sarà molto lungo. Allora, questo incontro è stato convocato per dare la possibilità di approfondire il tema che è stato appena accennato, proprio di corsa, da ben 6 relatori, quindi è chiaro che la cosa non poteva essere mai approfondita da nessuno, durante l'incontro di Gaia il 23 settembre scorso. In quel caso è stata la prima volta in assoluto che in pubblico si discuteva del Palais Lumière. La cosa di per sé è già un po' strana, cioè una città è veramente non abituata a discutere delle scelte, ma quasi nessuna scelta. Dalle grandi navi al Mose alla sublunare, quasi nessuna scelta viene discussa pubblicamente, almeno in consiglio comunale, se non è stata l'unica, è stata il Marzenego, stimolati molto da noi anche lì in quel caso, perché però insomma c'è stata questa cosa, e l'altra è stata Piazza Barche, che poi è stata però tranquillamente cancellata nell'ambito della discussione stessa da Cacciari, dicendo non mi piace niente, e si è cancellato tutto il progetto su Piazza Barche. 2 volte siamo andati a cambiare in questi ultimi 10 anni, due volte, una con Piazza Barche ma cancellata nel momento stesso in cui si faceva, e l'altra invece con Morsoni sul Marzenego, sullo scoperchiamento. Ecco, noi vorremmo che questa iniziativa è stata convocata dall'Eco Istituto anche a nome di altre associazioni che l'hanno discussa, tipo Amico Albero, Medicina Democratica qui presente, però in realtà non è importante l'associazione, ma è il tema della democrazia partecipata. Cioè noi vorremmo che la città avesse modo, in questo caso attraverso la stampa, ma poi ne faremo una terza di queste iniziative, così come avevamo promesso, ne faremo una agorà, cioè in piazza di nuovo, prendesse il gusto di discutere le cose e affrontarsi in termini aperti, non in termini già chiusi. È già stato tutto deciso, quando non si sa, dove non si sa, con chi non si sa. In questo caso, già nella discussione durante la fiera di Gaia è emerso chiaramente che ci sono una serie di contraddizioni palesi di cui si discute, insomma, addirittura con gli strumenti pianificatori del comune, con le leggi addirittura stesse, per cui si ritiene che non per fare il rompiscato, non per essere sempre contrari a priori, ma che almeno si affrontino le questioni nella legalità. Ecco, ho usato una parola pesante, non per dire siamo fuori legge, siamo in questo momento in una situazione di fretta sospetta, ecco qui c'è l'aggettivo, insomma, che dà per decise cose di cui si sono parlati un sindaco, forse un assessore e un proprietario e non proprietario delle aree, perché poi la questione anche della proprietà delle aree è tutta incerta, e già su questo c'è stato un intervento da parte di un consigliere comunale, da Marco Manina, e in generale rispetto però alla città. Cioè noi abbiamo avuto solo, ecco sì è vero, c'è stata una specie di dibattito, ma solo nella municipalità di Marghera, è molto pilotato del tipo siamo entusiasti che avvenga questa cosa a Marghera, che si cambi registro. È stata una cosa di cui la città in generale, la città intendo dire i 300.000 abitanti, non si è quasi accorta, se ne sono accorti non so quanti erano, 25 persone che ne hanno partecipato, forse sul giornale qualche cosa è uscito, ma non voglio dire, non è stato l'impatto del tipo c'è questo problema, c'è quest'altro problema, è stata una cosa molto all'acqua di rose. Non è stato fatto leggendo le carte, esattamente. Ma leggendo le carte. Qui abbiamo Gianfranco Vecchiato che le carte le conosce già da più di 2 anni, da quando già ancora era assessore all'urbanistica. Carlo Giacomini che con Stefano Boato hanno affrontato la questione anche ieri, affrontando tutti gli ultimi dettagli di cui non si conosce quasi nulla, e perciò la parola a Gianfranco Vecchiato che apre questa conferenza stampa.
intanto ci sarebbe già da dire, fare una riflessione su come nasce questo progetto. Per quello che si sa, parte dalla volontà e dalla proposta di un illustre imprenditore privato, tutto fra la personaggio di successo che è Pietro Carlin, e da Parigi ha prima voluto impegnare la gran parte delle sue risorse finanziarie, ci sia anche una fondazione, per lasciare un'opera, dice lui, di edilizia, di architettura monumentale, che faccia ricordare i posteri. Questa è la premessa, la molla che praticamente è arrivato a 92 anni ha fatto scattare, se vogliamo credere, non c'è motivo di dubitare a quello che dice il promotore. E fra l'altro questo edificio sarebbe frutto di una sua intuizione. Lui ha raccontato, anche in maniera molto semplice, che guardando un vaso di fiori, poi ci ha lavorato su il nipote sostanzialmente in uno strutturale. Ma non è che questo progetto sia nato per essere portato qui. Lui lo ha proposto, mi pare che, sempre ho letto, ha provato prima a Parigi. A Parigi, cosa piuttosto singolare, gli avrebbero detto che, e gli avrebbero risposto che per questa imponente costruzione non c'era posto, evidentemente non era prevista in quella città. Poi ha pensato a Mosca, che era invece disponibile, ma sarebbe stato intercettato, sempre dalla ricostruzione che ho visto, sarebbe stato intercettato dal governatore nostro, Bedaia, suo conterraneo fra l'altro, che lo avrebbe convinto ad investire nel Veneto e quindi su un'area del comune capoluogo di Venezia, del comune capoluogo di Regione, anzi Venezia Marghera, che è da anni in crisi, in parziale disarmo. Avrebbe quindi nella seconda metà del 2010 fatto uscire la prima notizia e indicato un luogo nella zona, mi pare che era attorno a Fusina. Io di questo, finché sono stato assessore, non ho mai saputo nulla. Quindi è una cosa che evidentemente nasce con la giunta successiva. Però è anche difficile pensare che una cosa di questo tipo sia stata elaborata nel giro di poche settimane nel 2010, forse quindi erano già nate delle trattative in cui non si sa. I fiori si possono spostare comunque. Da lì, da dove avevo immaginato, mi pare sia stato dissuaso anche dall'amministrazione, anche per la natura ambientale protetta del luogo dove avevo immaginato del terreno. E poi devo pensare, e anche lì non si è ben capito, che qualcuno si sia fatto avanti e abbia suggerito o abbia indicato, oppure loro hanno trovato un'area in prima zona industriale, fuori del perimetro sottoposto, al vaglio della sovrintendenza dei beni ambientali, che sarebbe appunto la zona che conosciamo, quella Nevora-Cazzanardo. Devo anche ricordare che quell'area lì non era un'area attiva di destinazione urbanistica e di prospettive di riconversione, perché il Consiglio Comunale nel 2009, se non ricordo male, aveva approvato Fondo Lucrezio si chiamava, e quindi i giornalisti se lo ricordano, il piano di recupero, fra l'altro con un progetto che era frutto di un concorso ad inviti pagato da Nevorac, per la trasformazione di 5 ettari, mi pare, se non ricordo male, in strutture di carattere direzionale, commerciale. Era già indicata anche lo spazio per la piscina vicino a cosa. Abbiamo fatto discussione, questa cosa era andata avanti. E sull'area Zanardo c'erano anche lì delle ipotesi, quindi stiamo
parlando di zone che nella prima... Poi in via della Pila c'era un progetto approvato in convenzione col comune, quello fatto dalla Riera Estetica e Prioria, già in fase di... doveva essere già in fase di decollo, doveva essere circato a 60 metri, ero stato anche in commissione di salvaguardia, dove avevamo anche difeso questa cosa. Con la torre, con la... Sì, con la tenda e sotto c'erano uffici. Hai detto che non era zona di riconversione. Era zona di riconversione. Aveva già un piano approvato con convenzione approvata e con impegni disattesi a tutt'oggi. Allora, la prima cosa è questa, come è stato scelto il luogo e che il fatto che poi, da quello che si è sempre detto, non è mai stato smentito, anzi è stato confermato, questo progetto è stato in qualche modo posto o imposto, diciamo, sul territorio con tutte le caratteristiche originali, cioè l'altezza, non è oggetto di trattativa, le funzioni, al punto che quando ci sono state delle iniziali discussioni, lo stesso Cardeni e anche l'architetto Basilicati hanno detto o si accetta così o non se ne fa niente. Quindi già questo aspetto, tornando al discorso che faceva Michele prima, contrasterebbe non poco con la sostanza e la genesi che dovrebbe costituire il motore dei PAT, fra l'altro adottato dalla giunta attuale, ma che era stato in gran parte già definito dall'amministrazione Cacciari, che lì non prevedeva come dimensionamento, non dico come dimensionamento sparso, perché probabilmente l'amministrazione dice ma facendo la somma di tutti i metri così si No, siamo comunque metà. Altezze. Ti segnalo io che siamo comunque. Loro da solo fanno il doppio di tutto. Altezze. Loro da solo il doppio. Sì, ma sono scritte da Le altezze non sono solo superiori a quelle previste dal piano, ma sono addirittura di quasi il 90%, cioè quasi superiori al massimo previsto dall'ENAC. Poi la corsia preferenziale per questo è evidente che stiamo parlando anche lì di qualcosa che sta precipitando, sta arrivando in un momento in cui c'è una discussione, una crisi enorme. Non solo, siamo in una fase in cui si sta discutendo sulla forma istituzionale di questo territorio, dell'area metropolitana. Si è discusso moltissimo negli anni precedenti sull'operazione di Veneto City. Si deve cercare di mettere assieme il più possibile equilibrio, territori, investimenti, non sprecare risorse, eccetera, eccetera. Arriva questa cosa che non è un edificio, a parte che se verrà fatto sarà il più alto in assoluto d'Italia, cioè non è il più alto del Veneto, il più alto d'Italia. In questo momento l'edificio più alto è a Milano, mi pare che superi di poco i 100 metri, e ci sono poi nazioni, cito, basta andare su internet e vedere, sono nazioni che non hanno nemmeno edifici, in Stoccolma c'è un edificio creato 130-140 metri. È un pezzo di città questo, pezzo di città. Qual è il rischio? Secondo me, se l'operazione riesce, e non credo che l'investitore lo faccia perché fallisca, se riesce bisogna cambiare a cascata, perché ci saranno diretti e inevitabili conseguenze sulle destinazioni e sugli investimenti di chi ha già immaginato in ossequio al piano investire nelle aree collaterali del piano stesso. Faccio un esempio, se lasciamo perdere altre aree di Mestre e andiamo invece a considerare le cubature previste dal piano nelle aree, diciamo, adiacenti a qualche centinaia di metri di raggio sul versante della ferrovia che sta in fronte, via Calcio
400 camere d'albergo, progetto Parenti incentivo di là. C'è il progetto della Despar, quello che prevede questo ristorante, fra le altre cose, è una cosa citata più volte, caratteristiche. Ristorante a 70 metri d'altezza, parte più alta dell'edificio che l'ha fatto là. Ma a 200 metri in linea d'aria ci sarà un ristorante panoramico a 250 metri d'altezza. Le cose non sono coordinate, ognuno sta agendo nell'ambito del proprio lotto con rischi indiretti di fare flop in una prospettiva a medio termine. Complessivamente poi c'è l'area Todini, Salini, l'avevamo dopo 20 anni sbloccata, non è mai partita perché sono in difficoltà. Sono 150.000 metri cubi a 300 metri in linea d'aria. Vogliamo fare la somma di questi interventi già indicati nel piano, è più di 500.000 di metri cubi, lasciando perdere l'area di cui si sta parlando, che da solo mi pare, ho fatto un conto attorno agli 850-900.000 metri cubi, mi pare che Stefano parlava di quasi 1 milione. Ma insomma, loro è circa oltre 1 milione, poco oltre 1 milione. O comunque quindi, tutte le cifre. se riesce, bisogna fare una riflessione di questo tipo. Se poi, al di là della volontà imprenditoriale, che naturalmente risponde a regole di mercato, questa cosa, non dico fra 2 anni, ma anche fra 10, dovessi incontrare in tutto in parte delle difficoltà, come la trasformi? Non è un palazzo di 4-5 piani, 4 negozi, è una cosa che non ha precedenti dal punto di vista delle nostre esperienze, quindi era una cosa che andava sicuramente, che andrebbe sicuramente pensata, visto che è fatto per durare, perché Carlin pensa di immortalarsi con questa cosa, va fatta in una prospettiva di medio-lungo termine. Su questo non abbiamo dati, non abbiamo. Altra cosa, si parte con un progetto che, come è stato detto prima, ha tutta una serie di appoggi istituzionali, anzi li ha tutti, li ha dalla regione, li ha dalla provincia, li ha dal comune. Si capisce che qui si sta parlando di investimenti colossali, mi pare che soltanto per quanto riguarda gli arrendi, il proponente l'ho detto, c'è da far lavorare di aziende del genere, 1 miliardo di arrendi. Benissimo. Allora, io non ho nessun elemento per non credere che quest'opera sia finanziata e troverà fondi al 100%, quindi non resterà, come tante volte si è visto, a metà strada. Però si può capire se alla vigilia dell'avvio di una cosa del genere c'è chiarezza sulla entità dell'investimento, perché si è parlato di 2 miliardi di euro, poi si è arrivati a 2 metri, poi si è arrivati a 3, l'altro giorno sui giornali si diceva che probabilmente si sfiora i 5, ma questi soldi, con la difficoltà di reperire sul sistema, il sistema finanziario, ricordiamoci che la bolla immobiliare non è scomparsa, sono interi quartieri di Madrid, Stati Uniti, eccetera, che stanno lì ad aspettare. Da dove vengono? Attenzione, perché non lo dico io, ma l'ho letto, la proprietà e chi sta facendo l'operazione, consci che questa cosa può tirare anche soldi illeciti, hanno detto vigiliamo attentamente che non si intrufoli. Episodi in queste settimane di quello che è accaduto nella vicina Lombardia, delle infiltrazioni di soldi che arrivano, è un altro aspetto che andrebbe assolutamente chiarito. Poi partire con questo ballo di cifre, stiamo parlando di migliaia di milioni di euro, quando qua una banca non ti finanzia neanche. Poi l'altra volta che siamo visti, trago qui 2 spunti, ma non per far polemica, ma perché è così. C'è la corsia preferenziale, benissimo. Diceva Cristinelli, ma come dice? Mi lo presentare il progetto di una tana 1 anno e mezzo fa e non mi organi ancora da, e questo scrive che vuole mettere la prima pietra entro settembre e finire tutto per il 2015, tirando fuori l'Empire State Building. Ora, al di là che sia anche possibile, come si fa anche in certi paesi europei o fuori d'Europa, di costruire in tempi veloci, teniamo
teniamo conto che l'esperienza locale non dico solo del Comune di Venezia, dico italiana, dal punto di vista di infrastrutture di questo tipo, e soprattutto se si guarda i disegni con rotonde che sarebbero praticamente a 6-7 metri di altezza e anche di più, con altre rotatorie sotto, con scavalchi del cavalcavia, con spostamenti dei binari, con sottopassi, eccetera, ma di cosa parliamo? Una roba, insomma, nessuno può credere a una cosa di questo genere quando abbiamo avuto anche l'esperienza recente del tram. Quindi, e in ogni caso, se fosse così, quali sono le conseguenze su un progetto, diciamo, che deve essere coordinato e in qualche modo deve trovare dei punti di equilibrio e di sintesi. Tutte queste cose e altre che si potrebbero ancora dire non accenno nulla per quanto riguarda l'aspetto architettonico, sono già molte opinioni, alcune favorevoli, molte altre contrarie. Dico solo che questo va un po' contro, nonostante capisca il punto di vista, diciamo, di Cateni, va contro quello che è una prassi ormai consolidata un po' in tutta Europa e in tutto il mondo, insomma. Cioè in un paese democratico anche il discorso del progetto, pur seguendo l'idea del promotore, dovrebbe essere confrontabile con alcune soluzioni. Poi calarlo indifferentemente, se non lo fai qua, lo facevi a Mosca, se non andavi in Arabia, cioè una cosa che secondo me questa è stata già detta. Poi c'è un ultimo aspetto che mi interessava segnalare. Questo non è, anche se siamo in difficoltà economiche, non è una terra di nessuno. Non siamo, è vero, quella zona dove si pensa di costruire non ha un valore paesaggistico particolare, però è una zona di frangia molto delicata tra terra e laguna. Siamo vicini ad uno spazio, diciamo, ambientale protetto da norme, da leggi dello Stato. Inutile dire la furbata, mi metto a 3 metri o 10 metri più in là perché poi il problema non è una cosa che ha da 355 metri la fanta che si vede. No, personalmente ho trovato anche un po' assurdo immaginare che uno vada a spendere 2 milioni di euro, 20.000 euro al metro quadro, non me lo invento io, le ho lette, già fra l'altro mettendo in vendita gli appartamenti ancora. Tutti i giornali, queste cose che si dicono. Questo il Gazzettino e la Nuova, che lui dichiara queste cose a tutti e due. Tra virgolette. Allora, 2 milioni per un 2 milioni per un appartamento, 1500 appartamenti. No, però lo stesso non può. Mi pare che era A tutta pagina in tutti e due i giornali, quindi, e tra virgolette, quindi non è uno. Ma se uno spende 2 milioni di euro per vedere Venezia a chilometri di distanza dall'altro, ma con 2 milioni di euro te compri quello che ti vola a Venezia. Che senso di gambi da vedere? Aspetta, che poi in certe zone forse la vedi anche male se c'è un po' di foschia, ma devi guardare sempre in una certa direzione, perché se neanche l'occhio te va a destra e a sinistra, cosa vedi? Industriale. Quindi queste sono cose un po' che lasciano perplessi. Non vorrei che alla fine, siccome abbiamo controllato dalle carte la enormità di metri quadrati di dicertivo che si collocano fra l'altro su uno spazio, io ricordo che insediato alcuni anni fa mi sono trovato di fronte al primo caso di una proposta di un ricettivo a fianco stazione ferroviaria, quello delle ex poste. Sì. Lì c'era una clausola che diceva nessuna autorizzazione per nuove attività ricettive se contemporaneamente non c'è la proclamazione di un equivalente numero di camere. Questo era stato inserito ancora con la giunta Costa. Ci sono stati albergatori che hanno fatto più volte presente che per quanto riguarda il ricettivo bisognerebbe fare un piano che sia coordinato, non si può proseguire così. Qui ci sono 39.530 metri quadrati previsti di ricettivi. Sono già cresciuti sempre di più, siamo a 40.500. Poi crescono ogni mese, non sto scherzando,
questa è la quarta stesura, ogni volta i numeri cambiano. Ecco, avevo fatto Parlo di numeri ufficiali, non di giornali, parlo di tabelle che sono qui. Avevo fatto sapendo, rispettosamente avevo fatto osservare, ma credo che naturalmente Cardin queste cose le sappia, quindi non è. Ma se uno va a stare nella storia, qua, siccome non sei nel deserto del Sahara, no? Sei in Venezia davanti, partecipa con una parte minima di questi fondi, ti inserisci dentro alla partita, per dire, dell'Arsenale e ti già una di quelle pietre che erano 1000 anni, non occorre che ti aspetti di vedere se l'operazione, quando riuscirà, se sarà vista, fatta. Quindi è già una cosa che, non so, chi attorno a un tavolo si è seduto ha cercato di, notizia dell'altro giorno, Villa Salus forse chiude, come Villa Salus chiude e basteria 8 appartamenti del Cardin per praticamente comprare tutta Villa Salus, che fa una fondazione che resta per dire il nome Cardin, e qua invece siamo qua con le pezze in sedere a tamponare la cosa che fallisce, eccetera. Allora, nessuno credo intenda immaginare che questa cosa sia donata e che quindi non debba avere anche il suo valore economico, di mercato, eccetera. Però è evidente che un corpo di questo genere, che naturalmente si inserisce per imporre la sua presenza e per imporre in qualche modo anche una sorta di emblema, di nodo, che se funzionerà attirerà non probabilmente i dati che ho trovato lì descritti correttamente dal punto di vista formale, dallo studio Attieri, flussi di traffico quotidiani giornalieri, ma probabilmente saranno tutti ben superiori a questo, perché c'è un flusso di traffico per andare a Venezia, si fermeranno tutti. Direi che ci fosse trasparenza anche sul futuro delle aree più vicine, per esempio l'area della Fincantieri, che tanto si sente in crisi, non in crisi, che ha commesse, eccetera. Guarda caso è proprio di fronte alla futura area della Torre Cardin. Allora le navi, come fatte nel bacino di carenaggio, vanno verso il mare, così potrebbero anche arrivare delle navi passeggeri, delle grandi navi. Sei molto diffuso quotidiano. Che scaricano qualche migliaio. Beh, lui l'ha detto, no? Cioè, lui ha detto la presentazione per togliere le grandi navi da Venezia, farle il sindaco arrivare. ha già colto la risposta. Cioè, nel senso che lui, secondo me lui vedeva la possibilità di collegare il turismo crocieristico. Sì, ma non è una contraddizione con Fincantieri, ma dopo ne parliamo. Man mano che approfondiamo queste questioni si capisce che sorgono tante domande, proprio nel momento in cui siamo nella fase di controdeduzioni alle osservazioni del PAT, cioè una fase delicatissima. Trasparenza vorrebbe che tutte le cose, anche quelle che magari a uno potrebbe venire in mente non sono vere, ma si mettano sul tavolo, sia chiaro un po' tutto, sia chiaro il tipo di rapporti. E qui mi ha anche molto colpito il silenzio di una gran parte del mondo professionale. So che da quello che avete scritto voi che ci sono decine di richieste, forse anche di più, di studi, che naturalmente la difficoltà di trovare cose, ci sono 82 milioni da quello che vediamo scritto lì soltanto di onorari professionali. È chiaro che una massa di denaro di questo genere in una situazione economica difficilissima è difficile che una pubblica istituzione possa rifiutare dell'altro, questo lo capisco, ma si poteva e si potrebbe allora ragionare su come questo investimento, fermo restando che l'obiettivo del proponente sia quello di lasciare un volano per la ripresa, possa essere il giusto equilibrio tra gli interessi del privato e quelli complessivi della città. Siamo poi così sicuri, perché ci sono stati diverse relazioni, che questo poi attirerà come per miracolo tutta una serie di risorse, di investimenti, che da questo processo ricomincerà la riconversione della zona industriale di Marghera. È una speranza, ma dov'è in questo momento la certezza? Non c'è.
Allora, la pubblica amministrazione non ha capacità divinatorie quando sistema dei piani, ma li fa sulla base di tutta una serie di ragionamenti, di una serie di risorse, di equilibri, di idea di che tipo di futuro intende si prospetti per la propria comunità. Se questa cosa arriva e modifica non poco alcuni dei presupposti, e allora bisogna che il piano lo preveda e a cascata si capisca che cosa succede delle aree vicine. Non è che poi chi aveva investito e che magari in questo momento per mancanza di risorse non ha ancora cominciato i lavori, a quel punto resterà con un'area che non compra più nessuno, tanto è come mettere in un cartino, perché non è New York, non è neanche Parigi, le risorse sono quelle che sono, se tu metti una spugna e ti porti via da solo tutta quella poca acqua che c'era, gli altri prima di cominciare a bere devono aspettare anni. Quindi queste cose qua credo che andrebbero approfondite. Questo è poi di... Stefano. Sì, l'atteggiamento è lo stesso di quando sono ministro, mi scuso perché mi si è bloccata la stampante e infatti non ho neanche aggiornato le ultimissime varianti e quindi non ho sentito le prime parole di invecchiato, però l'atteggiamento è assolutamente lo stesso, poi ci siamo sentiti altre volte. Questa è la cosa che volevo portarvi già aggiornata con le ultime modifiche che vi dirò, ma sono piccole. Ho provato, non mi si è bloccata la stampante e per cui ci ho provato per mezz'ora e poi ho dovuto rinunciare. E quindi mi scuso il ritardo. Ma detto questo, non ho sentito le prime parole, ma altre volte l'atteggiamento è questo, cioè non è una pregiudiziale ideologica, estetica in senso astratto, per cui è disegnato in un modo e qualcuno dei grandi architetti ha detto è un dilettante provinciale che non sa cosa vuol dire, che scambia il disegno di un vestito con il disegno di un grattacielo. Non è questo il problema, perché per carità la discussione non finirebbe mai e oltretutto potrebbero fare. Voglio dire che non c'è un atteggiamento a priori che non si può discutere di una cosa di questo tipo di similare. Il problema è che noi abbiamo, credo, una quarantina di anni di esperienza. Io ho fatto l'assessore dal 88 al 90, quindi ho avuto a che fare con quelle cose, per esempio, che ricordavo poco fa vecchiato. Parlo di via Marcello, parlo di via Uloa, parlo 40 anni. Vedete voi gli anni, sono 88, siamo al... ma erano cominciate prima, non ci ho messo le mani io, erano cominciate prima. Quindi alcune di queste situazioni, di questo tipo di problemi, hanno una quarantina d'anni di esperienza. Quindi il problema vero è che noi vediamo una quantità incredibile, le ho messe non tutte, perché come le avete dette, come vedranno, eravamo un po' dati compiti un po' diversi, di enormi perplessità su quello che sta succedendo. Non porto via troppo tempo perché dopo so benissimo che i giornali hanno uno spazio che hanno, quindi non siamo a un convegno e non c'è tempo adesso di sviluppare tutto. Però le cose scritte in quel foglio all'inizio vi ricordano già 3 fallimenti di decenni esattamente collegati alle cose di cui stiamo parlando. Perché l'area Merovac, che Merovac, bontà sua, ha trovato il modo di farsi acquisire al volo, controllate anche chi fa il mediatore in queste operazioni, non voglio dirgli i nomi, ve li trovate subito, sono il più grande professionista contestato in città, controllate, poi chiedete. Chi è che sta piazzando le aree di Nuova Marghera, le aree di Merovac, le proprie aree, dei propri progetti, e se le sta facendo comprare, lo sta facendo comprare, non so se hanno mediazioni come si faceva una volta. Però vediamo la sostanza. La sostanza è l'area Merovac viene comprata e su quell'area, esattamente una di quelle che sono sotto la torre, c'è già un impegno preso da 10 anni, parlo di robe giuridiche, non di parole, parlo di atti giuridici in cui quando il porto ha avuto la cubatura su quell'area l'ha avuta con degli impegni presi
con il quartiere, prima a proposito di dibattito e trasparenza e poi con l'amministrazione. In particolare questo significa che la cubatura doveva tornare indietro, ma l'autorità portuale non ha applicato il comma del diritto di recesso, le cose sono scritte qui, e quindi bisognerebbe chiedere a Costa, che protesta, perché non ha attuato il diritto di recesso su quell'area, perché quell'area ha avuto delle cubature molto alte che il porto aveva avuto, perché all'interno si doveva fare le attrezzature per il quartiere, in particolare la grande piscina olimpionica. Una volta che viene venduto, le cubature restano, la piscina non si è fatta, vi segnalo, perché il progetto è passato col voto contrario della salvaguardia, ma è andato avanti lo stesso, tanto per cambiare, per cui già Merovac era come si dice, in difetto. Adesso Merovac vende, se vende gli obblighi firmati con l'amministrazione eccetera eccetera, li rispetta, allora questo è il motivo per cui piccola toppa, perché parliamo di cubature prima che di funzioni, piccola toppa, le cubature non si discutono, dopo vedremo queste cose, e invece si disegna all'ultimo minuto un ovale simpatichetto che dice qui ci sarà una piscina, appiccicato all'ultimo momento, perché semplicemente perché il quartiere se no non faceva un problema di approvazione o meno di sta cosa. Parlo di queste cose non per fare un discorso morale o giuridico o quant'altro, ma perché voglio capire la credibilità di tutte le fiabe, perché non le posso chiamare, adesso vedremo in modo diverso, che si stanno dicendo, e nessuno obietta alle fiabe. Parlo di impegno giuridico 1, impegno giuridico 2 è cominciato, l'ho mandato, hanno pubblicato una lettera a tutti e due i giornali, ricordando che la cosa è, c'è problema, posso anche, tu sei l'unica se non sbaglio, sì. Sei il punto di riferimento principale ovviamente, perché faremo dei convegni fra un mese, due, vedremo cosa succede a Roma con Telenotte eccetera eccetera. Però bisognava non continuare a tacere per dei motivi che in parte sono stati detti e altri aggiungerò io adesso. Quello che sta succedendo nel silenzio totale e nell'omertà totale non è che è tutto fermo, non è che sott'acqua tutto non si muove e nessuno ne parla. Allora, sto dicendo seconda cosa rispetto alle fiabe dette, anche qui impegno giuridico. Il progetto dell'esposizione di Cardin nasce, quindi il dato di nascita è con un stravolgimento dei piani vigenti e delle convenzioni firmate, tanto perché non si parli in astratto, lo dico e lo faccio intravedere così non c'è tempo di studiarlo. Le convenzioni del Vega del 97, del 2001, del 2006 e del 2008, quindi 4 convenzioni, dicono, sono 4 anni, dal 2001, dal 97, del 2001, 2006 e 2008, impegnano a non modificare le funzioni dove oggi Valeri Mier è esposta con un progetto, non potranno, questa è l'ultima, 2006, questa è il 2008, quindi sto davanti le ultime, perché sono passate per gli atti ufficiali, quindi questi sono atti ufficiali. Anche la convenzione di cui ho visto che la nuova Marghera, la signora Marinese, si è spesa a fare grandi elogi di Cardin, dicendo che ha molte idee, guarda caso gli aveva appena venduto il palazzo, anche lì controllate chi ha sponsorizzato questo acquisto, quanto l'hanno pagato, e se le convenzioni, io l'ho scritto sui giornali, l'ho firmato, perché non volevo che nessuno, non volevo voci, ho messo nome e cognome e ho firmato. Nessuno ha detto nessuno ha risposto, ha detto ma scusate, le convenzioni firmate su quell'edificio dicono che non può non fare quello che è scritto qui, oppure deve rimangiarsi le convenzioni. Cioè doveva fare la città della musica? Doveva fare un surrogato della città della musica, perché la città della musica come era partita non era più quella, ma vi segnalo che già nelle aree quelle il verde pubblico è uno ziggurat di rifiuti, andatelo a vedere, lo conoscerete già. Se entrate dietro il Vega trovate delle colline alte mi pare 12-13 metri che il direttore dell'ufficio urbanistica all'epoca Rudatis ha dichiarato verde pubblico. Sono da farci roccia sopra ed è una montagna di rifiuti. Per non portarli
per risparmiare i soldi, portarli in discarica, li hanno dichiarato verde pubblico visibile, cioè un verde da guardare. Parlo del verde pubblico, non parlo di parcheggi perché sono sul tecnico, parlo solo dell'edificio. Quell'edificio è stato studiato per funzioni pubblico-private legate alla modificata in corsa città della musica, c'è una piazza fuori che era per gli spettacoli all'aperto, eccetera, eccetera. Tutto questo è scomparso, discusso per 15 anni in questa città. Voglio dire che questo è molto meno di quello che oggi sta raccontando Ciccardè, perché sennò pare che andiamo a discutere di pignoneria, ma no, stiamo dicendo che credibilità hanno le amministrazioni, le convenzioni, i piani firmati e come è possibile stravolgere senza che nessuno apra bocca. Terza cosa, altra mega storia, tutto collegato con le limiere. Non ho tirato fuori le 100 cose di questa città, ho tirato fuori 2 o 3 cose le ho scritte che fanno parte del partita per le limiere. La connessione sopra Mestre, sopra la ferrovia per collegare Mestre e Marghera è stata data in cambio di tantissimi metri cubi che io avevo vietato all'epoca in cui facevo assessore, e c'era il mio sindaco che ha tenuto ben botta, Casellati, quindi c'è stata un'avvertenza durissima. Quelle enormi cubature sono state date dicendo che le attrezzature sarebbero state fatte in quota sopra le ferrovie, e questo vale per le cubature di via Camarcello, udite udite, ma per le cubature di via della Pila dall'altra parte, che stanno per essere acquisite, piano e progetto Capriolio. Queste cose discusse e bocciate in salvaguardia ma approvate quest'anno. E anche erano arrivate altre volte. Sì, sto dicendo atti ufficiali, i giornali queste cose le hanno già scritte all'epoca. E sto solo mettendo in fila e ricordando un attimo, per dire quanto sono credibili le cose, perché non ho voluto parlare per adesso di via Ulloa, ma sto dicendo la piscina dell'area Merovac, il verde pubblico e la città della musica o annessi, connessi, spazi all'aperto, eccetera, comprati per fare la propaganda del progetto Cardin, e nessuno apre bocca. Insomma, io non ho mai visto una città in cui tu dici, per favore amministratori, sta roba a me risulta, e nessuno fiata. Terza cosa, la connessione Mestre-Marghera è già stata venduta per 20 anni ed è stata una litigata furibonda con l'ufficio urbanistica. Anche qui erano gratis perché si erano coperti l'anima facendo versare una fideiussione. Lo dico perché può succedere con Cardenne, attenzione, dopo queste robe si fanno moltiplicate per 100, non per 10, per 100, vedremo le cifre. Lì c'è una fiducia che dopo è caduta perché era ovvio, passati 3-4 anni la cosa è andata in un cale, qualcuno si è trovato la patata bollente in mano come qui vecchiato che derivava da una storia precedente. Il risultato è che c'è una lettera formale della ferrovia che dice che mai accetterà che si faccia una piastra del genere. Non sto parlando di un semplice passaggio come qualcuno ha provato a fare di pista ciclabile sopra invece che sotto. Sto parlando di una piastra enorme che era la garanzia per poter fare quegli enormi volumi in via Camarcello e follia di enormi volumi in via della Pia firmati Capriolio. Uno era firmato Parenti, mi ricordo, l'altro era firmato... Perché Capriolio? Perché Capriolio è lo stesso firmatario. Parlo sempre di questo, non parlo di tante altre faccende, parlo di questo, parlo del progetto della stazione, perché c'è anche un discorso che ricordava poco fa Vecchiato. Allora, il primo problema sono 2 premesse a questo discorso. La prima premessa è, ma scusate, voi state stravolgendo alcune cose che avevano già precisi impegni giuridici, economici, formalmente convenzionati, e ce lo dovete spiegare per favore perché adesso qualcuno è credibile quando non siete stati credibili in tutti i passaggi precedenti che hanno a che fare esattamente con questa cosa. La seconda cosa è, e qui non ho tempo di svilupparla perché questa invece è in positivo, di cosa ha bisogno Marghera? Allora Marghera aveva chiesto la ricostruzione e riqualificazione non solo di un po' di appartamenti alle Vaschette, ma tutta l'area limitrofa, e vedremo come andrà avanti, che non si riduca a fare un po' di appartamenti in più. La qualificazione fallita, vi ricordo, dell'area Cuneo e delle aree verso l'autostrada, delle aree centrali per la vivibilità della gente, l'accessibilità da via elettricità. Io ho cominciato che i miei studenti erano ancora, quindi qualcosa del 70, via elettricità,
è sul piatto per farla funzionare dagli anni 70. L'ha fatta fuori D'Agostino raccontando che lui dava cubatura a tutti i lotti di fianco. Adesso c'è un disegno che è qui, mi sembra dilettante lo sbaraglio, e qua cioè, fa parte delle carte di cui stiamo parlando, noi non parliamo di discorsi. Qui c'è il disegno di linea elettricità raddoppiata con in più lo spazio per i camion. Vedremo chi la fa e chi la paga. Una domanda? Sì. In questo progetto qua, la cosa che mi aveva colpito quando io l'ho visto, perché sono andata alla presentazione, era che in realtà tutti i discorsi che facevi tu di queste cose che non hanno avuto realizzazione sono state messe dentro qui. Perché la piastra in un certo qual modo c'è, la piscina c'è, l'auditorium da 7.000 posti c'è. Allora, in un certo qual modo c'è qua dentro. Vedremo. Abbozzato, poi vediamo l'auditorio qua non risulta dalle carte. La piscina è stata aggiunta all'ultimo momento perché il quartiere Marghera ha detto votiamo contro. Non è che stanno tamponando il fatto che... Può darsi che stiano tamponando, vediamo come, però l'auditorio della musica eccetera qua non c'è traccia neanche lontanamente. Primo. Secondo, la piscina non c'era e nell'angolo all'ultimo momento quando il quartiere ha detto noi voteremo contro, allora hanno cambiato le carte, ma le carte sono cambiate per almeno 5 volte. Stamattina ho parlato, non vi dico con chi, con gli uffici, e stanno cambiando anche in questo momento, stanno continuamente cambiando. Tutte le cose che analizziamo, man mano che sollevi un problema, è il gioco delle 3 carte, le carte cambiano, i numeri cambiano, i disegni cambiano. L'ultima telefonata di questa mattina, ore 9, sul problema della mobilità. E sui titoli di proprietà, ma dopo parliamo anche di quello. Quindi sto dicendo sì, certo che si può, no? A sto mondo se uno, dopo mi devi spiegare come fa a passare dal Vega a un'altra area, ma se uno, e ti dico anche di più, la variante l'abbiamo avuta solo dopo, la variante di questa venduta piastra che era nata così, non è più così, c'è solo una pista ciclabile, questo è stato già cancellato, sia l'uno che l'altro. C'è solo una pista ciclabile che vola, se non ho capito male, qualcuno mi corregga, a 28 metri dal suolo, 18 metri dal suolo, perché già una delle barzellette raccontate sul famoso sovrappasso in quota sopra la ferrovia e si è ridotto a una pista ciclabile, che se per permetti è l'unico problema minore, perché la pista ciclabile l'abbiamo fatta noi esattamente nel 90, quando sono passate le fogne abbiamo fatto questa è qua di fianco, pista ciclabile, e da quella volta siamo stati gli unici a passare sotto la ferrovia senza via Dante, ed è la pista ciclabile che da allora è partita ma ancora adesso non è completata a Carpenelle e quant'altro. Quindi la vera pista ciclabile nord e sud c'è, se loro vogliono andare volando con una tourniquet, come si chiama, che vi parlerà meglio già come ministra cosa, facciano la pista ciclabile perché loro pensano di dover andare in via Camarcello, ma non c'entra niente con la piazza di collegamento dei Mestre con Marghera, del saldamento con la stazione doppio fronte e tutto quello che ci va dietro, cioè è che o la gente si fa prendere in giro, già questo che non c'entra niente con la saldatura Mestre Marghera, col doppio fronte disegnato per 20 anni, per andare in via Uloa per legare il centro di Mestre, via Piave, con la zona sud, piazza Marghera. Vedremo come va a finire se anche quello non diventa una speculazione, con 5 grattacieli progettati da Capriolio e messi in tutti i vostri giornali a grande foto, ve le ricorderete queste cose, no? E dopo abbiamo litigato l'anno scorso sulle cubature e quant'altro, è camminato tutto sott'acqua anche lì, perché non tira aria in questo periodo, però i nomi non vi dico io, sono sempre gli stessi che spuntano. Allora, questa cosa che già era ridicola rispetto al tema di cui stiamo parlando da 20 anni, è cominciato Renzo Piano credo nel 1968 70. Siamo nel 12, quindi sono mezzo secolo, e non è la piastra doppio fronte stazione eccetera eccetera, è una pista ciclabile che dalla piastra loro vorrebbe volare sopra la stazione e andare in via Camarcello. Il disegno credo che ce l'abbia Carlo qua perché non lo trovo più, cioè è partito così ma è già un altro, se ce l'hai qua le tue fotocopie, perché le mie non le trovo, cercavo poco fa. Così fammi pure tutte le obiezioni, che è un'occasione per rispondere. C'era un dubbio che avevo anch'io, nel senso che quando io sono andata là mi sono detta ma questi qua mettono assieme tutti i progetti vecchi. Allora, questi hanno degli obblighi giuridici.
sì. E quindi può darsi che ancora nelle carte non è spuntato, tranne questo ovale messo qui dopo per poter fare la piscina, tranne tutto il resto delle cose che sto ricordando. La piastra è già saltata, l'auditorium della musica. Loro parlavano di un teatro da 7.000 posti, però magari qua non è segnato. Poi la vedremo, se ne parlerà. Io ti dico dopo, parliamo delle funzioni dopo. Intanto parlo degli obblighi giuridici, e comunque non è che si può giocare. Se un'area ha degli obblighi giuridici firmati, quando la vendi e la stai trasformando in un'altra maniera, qualcuno firma che stai trasformando. Guardate che hanno fatto 1 anno e mezzo di riunioni la sovrintendenza con la salvaguardia sul progetto di risanamento dietro di via Pacinotti. È stata una roba pazzesca riuscire a salvare l'antica struttura di archeologia industriale per adattarla alle funzioni. Dopo abbiamo visto che a Parigi e a Milano sono stati a vendere invece uffici, e già così non era un atto giuridico, e quindi non potevi fare esposte alla Procura della Repubblica, ma quel progetto già sta vendendo la Marinese in tutt'altro tipo di rappresentazioni, nei occasioni di vendita e di propaganda a Tokyo, a Milano e a Parigi, tanto per dirla. Però su quello, fino a che non vedi i fatti, ecco, i fatti sono successi il mese scorso, nessuno ha aperto bocca 2 mesi fa. Allora sto dicendo che Marghera ha delle esigenze già fatte fuori. Allora, se quelle esigenze fossero alla base dei nuovi progetti, andrebbe benissimo. Io ho proposto con i lavori dell'anno scorso dell'università, e ho accettato, ma vedremo come va a finire, di riqualificare Marghera Sud per davvero, perché sono lauree, non sono mica ovviamente operazioni immobiliari. Se avete visto che ci ha messo 2 mesi il sindaco a dire bontà sua che si può mettere dentro il discorso di Marghera Sud, perché all'inizio l'aveva vietato, c'era solo le operazioni immobiliari in corso della Fondazione Venezia e quant'altro in centro a Mestre. Dico anche che, per esempio, nessuno ne parla, ma siccome anche quello ce l'avrei nel cuore, il Parco di San Giuliano l'abbiamo fatto noi, io e Giorgetto, anzi l'ho fatto io e Giorgetto, e viene sempre più stravolto, una volta per il mega spettacolo, una volta per tutte le barche che fanno quello che fanno, e per i capannoni, che diventa, qualcuno diceva, addirittura un pip fra un po'. Allora il problema è che se non diamo sfogo da un'altra parte ai grandi eventi, a una fiera, eccetera, la fiera invece che girare ogni anno, una volta qua, una volta lì, una volta per il salone dei beni culturali, un'altra volta per le barche, una volta per un grande spettacolo musicale, eccetera, eccetera, bisogna rispondere a queste cose. Avevamo chiesto che l'ex petrolchimico, che è esattamente dove sfiora quasi il tram adesso, poteva diventare, continuo a dirlo, la fiera di Venezia, che forse è l'unico capoluogo di provincia e di regione che non ha una fiera, e va ospite nelle banchine della Marittima, dell'Arsenale, è una barzelletta anche quella storia lì. Allora, questi sono, per quel che so io, le esigenze che la collettività ha messo sul piatto più volte. Queste cose non le sono sognate io, no? Allora, perché non fanno i piani per rispondere ai bisogni della città? Questa è la premessa. Quello che siamo impegnati a fare non l'hanno fatto, ma no, 3 giorni sono. E quello che dovrebbero fare non si fa. Discutiamo del parere Linier. Allora, perché questo è già nella premessa, il ragionamento è come si fanno le cose che diceva, con altre parole vecchiato, quali sono le esigenze della città con le quali ti confronti e come fai i piani a partire da quello di cui c'è bisogno, insomma, no? Arriva il missile sparato. Allora, qua c'è una prima premessa da avere molto chiara, perché credo che sia il vero problema che verrà fuori in altri momenti. L'ho aggiunto appena perché volevo che non venisse dimenticato. La delibera regionale fa un'operazione che tutti hanno sottovalutato e che invece è il problema di Zorzato. Zorzato sta teorizzando in tutti i convegni del Veneto, anche come il resto dell'INU, di urbanistica, che tutto ciò che gli operatori immobiliari vogliono fare deve essere fatto, e quindi si va ovunque quando serve in deroga. Dovete averla chiara sta cosa. La teoria l'aveva già fatta Galan a Padova, che era che il mercato decide, i piani danno solo fastidio. Se c'è una norma che lo impedisce, si va in deroga. Teorizzato per un'ora nel suo intervento 3 mesi fa al convegno degli urbanisti, non una battuta, al convegno introduttivo Zorzato ha spiegato questo a Padova e ha già dato tutti i modi come si fa a fare le deroghe. Questo è uno dei principali
C'è una delibera che forse avete visto, forse no, ma vi segnalo che ha un unico principio: dichiarare l'interesse regionale. Cosa significa questa paroletta? Quando dichiari l'interesse regionale, in base alle leggi che si sono autofatti, puoi andare in deroga a un'infinità di cose. Allora attenzione alle parole, perché le parole hanno giocato continuamente tutti in questo periodo, regione, provincia, comune. Siamo compatibili con le norme? No, non sono compatibili con questa legge che consente di derogare alle norme. Le sto dicendo le stesse cose di Vecchiato, vi do il retroscena di questa faccenda, perché nella delibera c'è scritto che loro sono compatibili con la legislazione. La parola è compatibile, non con i piani. Palab, 20 anni per farlo, che dice di no a questa cosa, dopo ne parliamo. PRG e addirittura PAT. La cosa che ricordava poco fa Vecchiato è che questo progetto gira da 3 anni, non da 3 giorni, da 3 anni, e abbiamo le date di questa storia. E difatti era andato prima in seconda zona, poi l'hanno preso, l'hanno alzato e l'hanno spostato. Cosa significa? Che avevano perfettamente chiaro cosa prevedeva quel progetto e avevano deciso lo trattavano come dilettante allo sbaraglio. Parlo di un anno fa, non tanto tempo fa. A un certo momento la regione ha deciso di sposarlo, e questa è la delibera regionale. E la prima è di marzo. Il comune aveva avuto le 3 stesure del piano, la prima, la seconda e la terza. Adesso sta cambiando continuamente nei particolari, ma insomma sapeva benissimo. Quando ha adottato il PAT non c'erano le norme compatibili. Il progetto ce l'aveva sul tavolo il sindaco personalmente sul tavolo. E c'è l'assessore a Marghera che si chiama, provate a intervistarlo, non parlerà perché a 4 occhi ti dice le cose. Sono incazzato nero con questa roba, preso per il culo per 6 mesi. Però non te lo dirà mai, perché allora devi stare zitto. Micelli si nasconde sotto il tavolo e avanti così, no? Controllate, fate i giornalisti e fate le inchieste e voi vedrete se vi stiamo raccontando fiabe o se è la pura verità. Allora il progetto era sul tavolo del sindaco fino alla terza e ultima stesura, era prima di Natale. Il piano di PAT è stato approvato il 31 gennaio, quindi sapevano anche l'ultima stesura, con gli ultimi dettagli, sapevano tutto. E avevano deciso che no. Dopo d'improvviso diventa sì. Come fa a diventare sì in pratica? Quando la regione dichiara l'interesse regionale. Con queste 2 parolette si chiama interesse pubblico. Vediamo cosa c'è, perché adesso lo scandalo spero che lo faccia scoppiare Italia Nostra a Roma domani o quando è. Prima cosa, vi ricordo, parliamo delle norme adesso allora, delle cose in cui andrebbero in deroga senza averlo detto. Forse parlo troppo, ma però hai lavoro per una settimana, se vai, finisco allora a breve. Perdonami. Ti ricordo, Carena, che ci ha messo un anno per dare il 145 metri, un anno per dare il 154 sopra, 10 metri sopra. E lì si potrebbe parlare di una lunghissima storia con Via Ulloa. È scritta lì. Sì, ma spiegalo un po' meglio. Per avere 10 metri di deroga ci ha messo un anno Lena, che questi sono 110 metri. Via Ulloa. Ci ha messo un anno di tira e molla, di litigate varie. Questi sono 110. Allora io continuo a dire, ma santi Dio, il discorso di Vecchiato di poco fa, mai nessuno si è permesso di venirci a dire prendere o lasciare, questo è il progetto, non si discute. Sempre in piano urbanistico, in piano progettuale, ragionevolmente si trova allora si può abbassare, si può modificare la quantità e la qualità della struttura, ma adesso non c'entro nel merito. E non parlo di estetica, parlo di robe minime. Vi dico una primizia che domani scoppia a livello italiano ed europea. Questa è la più bella di tutte. Siamo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, stanno provando a truccare le carte, non parlo a caso, perché sentite le parole, vi dico com'è. La contaminazione lagunare è costata 10 anni di litigata con Galan, che non voleva la contaminazione lagunare perché le valli da pesca, eccetera, eccetera. È un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici e in carta pubblica chiunque lo può controllare. La contaminazione lagunare finisce esattamente sulla banchina davanti al Palio di Miele.
300 metri legge Garasso prendono dentro tutta l'area di cui stiamo parlando, quindi l'area di cui stiamo parlando è sottoposta a vincolo paesaggistico. Alle riunioni volutamente di conferenza di servizi non hanno invitato la sovrintendente, che non ha aperto bocca e ha fatto finta di niente, quindi c'era connivenza. Un'altra parola, vedete voi? No, questa parola. No, fate quello che volete, non mi dite, io vi sto dicendo i fatti tecnici, perché se no, se discutiamo in astratto, sto facendo come il mio mestiere, come vecchiato e come dopo. Voglio dire che io non voglio parlare di robe soggettive, ho ovviamente quello che penso, ma quello che penso invece cerco di ancorarmi, tutto quello che è qui sono tutte robe dimostrabili, tutto fatti precisi. Allora, c'è un vincolo di 300 metri, qualcuno sta provando in questi giorni a disegnare nelle carte della regione, l'ha già fatto ma non è ancora un atto pubblico, spostando ad libitum il confine di cui stiamo parlando. Quel confine è un decreto che è costato una guerra fatta, se volete, nomi dall'ingegnere Rusconi e non solo da lui, e quindi controllate che razza di sangue è stato versato per fissare la contaminazione lagunare lì e anche dentro le aree del Valle da Pesca. Quindi è lì, è una carta attaccata al muro enorme con le firme del magistratore Acque, non è discutibile. Devono fare il piano paesaggistico, nel farlo stanno provando a spostare questo segno. Vi sto dicendo che questo riguarda moltissime cose, compreso Tessera City, perché anche lì c'è la contaminazione lagunare, e avanti così, compreso Dogaletto, compreso. Allora, occhio, la contaminazione lagunare è quella, ci sono carte ufficiali del decreto e del magistrato. A 300 metri tutta l'area di cui parliamo sta dentro. Ci sono due che hanno delle grandissime responsabilità che stanno facendo peso di Ponzi Pigliato, i furbi in barile, sono la sovrintendenza e l'UNESCO. Occhio alle dichiarazioni dell'UNESCO. L'UNESCO stiamo verificando, ci vuole un minuto per verificare questa roba, un minuto ci vuole sulle carte. Stiamo verificando se dobbiamo dire no, a parte che l'UNESCO dovrebbe dire il suo parere comunque che stesse dentro o no un segno come quello che sto dicendo. Però questo è anche un obbligo giuridico a questo punto, non è solo soggettivo al giudizio, è che siamo in area a vincolo paesaggistico e quindi la sovrintendenza, la regione che ha la delega a controllare i vincoli paesaggistici, la regione, il comune, la sovrintendenza e l'UNESCO. Altra faccenda, il Paragon l'ha fatto la regione e ci ha messo 10 anni perché gli abbiamo modificato e aggiornato e migliorato tutto quello che si poteva fare, e dice in modo precisissimo, in prescrizione, non indirizzi direttive, prescrizione, che non si può fare residenza nella fascia che serve da cuscinetto tra il quartiere villaggio turistico, che è città, come si chiamava? Città Giardino, abitazione delle famiglie, della gente, abitazione, residenza, e zona di Porto Marghera. La fascia l'abbiamo fatto noi nel Parava, ma c'è nel PRG e c'è nel PAT, di 3 strumenti urbanistici che dicono che tu puoi cambiare la destinazione d'uso di quella fascia lì, di cui fa parte questa zona. Puoi metterci anche terziario, puoi metterci addirittura alberghi, puoi metterci commerciale, puoi metterci tante cose. L'unica cosa che è espressamente vietata è la residenza. Uno dice, beh, picchiare così si muore, perché noi siamo andati anche l'anno scorso a verificare l'ufficio urbanista e ci hanno detto l'area post, attenzione che la residenza lì non se ne parla, perché il quartiere è contro e non ha detto nulla questa cosa, perché la norma non lo consente, perché bisogna cambiare il Paravan. Per cambiare il Paravan devi andare in consiglio regionale, ma se tu stai facendo un trucco in questi giorni, e ve lo dico in anticipo, dopo vediamo, lo dico in anticipo, stai dichiarando che quelli non sono più i 1500 appartamenti che vuol vendere Carden, che sono 4, ma sono appartamenti alberghieri, aggiungendoci sta paroletta. Ha scoperto l'ufficio urbanistica di Venezia, dice lui, ma evidentemente c'è un accordo con la provincia e con la regione, che allora la norma del Paravan, del PRG e del PAT non vale più. Vi sto dicendo cose che quindi
Se no è tutto soggettivo. Allora il problema che c'è qui sotto qual è? Che tu non volevi far vivere la gente a ridosso delle zone industriali. Vi dico in anticipo una roba che è sotto sta pagina. Attenzione, perché anche qua c'è un piano sul rumore. Noi siamo 2 soglie fuori perché la Fincantieri, grazie, me l'ha ricordato ieri Giacomini, io non sapevo, ha la soglia di decibel che è di giorno e di notte, quindi non dormi neanche più poi, e di notte, come soglia di 70 decibel. Vi ricordo che quelli urbani sono a 55 e anche ammesso che tu faccia uno scatto di una zona, puoi fare un gradino alla volta, quindi da 70 puoi andare a 65. Vicino a un luogo. Allora loro hanno il massimo rumore possibile e il massimo inquinamento acustico visivo. Lo vedi di notte quando lo vogliono, lo vedi da... Hai l'area a massimo inquinamento, quindi non, problema non è la stazione passeggeri delle grandi navi, ce l'abbiamo messa anche noi per le navi medie e quelle più grandi potrebbero stare a sud, ma in situazione transeunte prima o poi uscire dalla laguna. Ma sto parlando sempre di norme, sono tutte scritte queste robe, sto spiegandole solo perché dopo sennò volano. Quella cosa ha delle relazioni scritte in cui non metti la vita della gente a ridosso della Fincantieri, che forse neanche farla apposta, è il punto con il massimo inquinamento di tutta la terraferma, ma non è colpa, va benissimo fare navi e quindi ha il massimo rumore, il massimo illuminazione di giorno e di notte. Quindi se tu ti metti... Norma sulla tutela della salute non derogabile. Vedremo se riescono a fare una deroga a questa storia qua. Perché nazionale sono 3 gradini tra la residenza e il giorno e notte, sono 3 gradini, perché si dovrebbe saltare da una all'altra di un gradino. E quindi stiamo dicendo anche che la fascia volutamente tenuta a cuscinetto per non andare proprio sopra la Fincantieri era stato fatto a ragion veduta. Anche questa, tutti fanno finta di non vederla e di non saperla. E questo vale per la residenza. Vi segnalo adesso le ultime 2 o 3 cose. Intanto la densità di sta faccenda, quindi è in contrasto col patto, la densità di sta faccenda è il doppio. 73.000. E adesso è arrivato a 88, dunque in totale siamo a 255.000, non è più quella, è cambiata un po', la giornata a ieri. 250.500 il totale di metri quadri e comunque oltre 1 milione di metri cubi. Ma a parte questo, la densità di questa cosa insediativa è il doppio del piano direttore fatto dal comune per le aree Vega. Le aree Vega era 0,6, qui siamo a 1,3 e rotti, cioè abbiamo una densità di carico, perché uno dice io concentro e mi libero aree, col cavolo concentro, tu non hai il doppio della cubatura di altre situazioni, perché la discussione è nata dopo la polemica col Vega 1, che se lo guardi e soprattutto se ci vai dentro non è vivibile. Andate a vedere se qualcuno provi ad andare dentro e dietro il Vega 1 e il piano direttore è stato fatto dopo proprio perché doveva ridimensionare il modo di intervenire Vega 1, Vega 2, Vega 3, Vega 4, litigata aperta, parlo di atti ufficiali. Quello che doveva essere, scritto anche questo, quello che doveva essere il Vega, che poi non sta diventando così neanche nei seguiti, Vega 2, Vega 3, Vega 4, che si sono forse fermati a proposito per la crisi, vedremo, è a 1,32. Questo qua ce l'ho corretto perché hanno aumentato la cubatura e quindi siamo con un indice di edificabilità di 1,32 più del doppio del piano direttore del Vega. Non rispettato peraltro, ma una cosa non rispettato di un po', una cosa è andare al doppio, perché doppio te le vedi, andate a vedere i primi passi da 30, se non sbaglio, a 40 metri in via Torino e andate a vedere lo scherzo che ha progettato il caro per Foscari, quel genio di progetto fatto, non parlo di estetica, penso quello che penso di estetica, ma parlo solo adesso di cose normate. Le aziende non ci torno sul problema degli alberghi e c'è qualcuno che sta spiegando un po' le cose, cioè Davide Spano e altro su queste faccende, perché ci sono 40.500, anche questi sono, ogni volta che fanno una carta nuova cambiano le cifre, sono diventati 40.500
e la residenza è diventata 88.100. Cosa vuol dire? Dice il Cardin che lui ha 1.500 appartamenti da vendere a 2 milioni, sono dichiarazioni solenni, non le avete così inventate in un minuto, e difatti sono in prima pagina di tutti i giornali. Ma noi abbiamo dai 4.000 ai 3.700 appartamenti invenduti, ma è questo che dobbiamo fare un grattacielo per fare 1.500 appartamenti? Cioè la domanda della città di cui parlavamo prima è questa, di fare altri alberghi, perché la maggioranza di queste cifre, la maggioranza, sono alberghi e appartamenti, ma è di questo che la città aveva bisogno. Si ha 4.000 appartamenti venduti ai propri alberghi che dicono che non riescono neanche più a occupare le stanze, per cui sono in crisi perché sono troppi gli alberghi. Non lo dico io, lo dicono loro. Allora è questa la domanda della città. Esatto, vi ricordo che invece il terziario e i servizi, la parola che dopo avevo corretto, il terziario e i servizi, quindi questa è la parola servizi, invece cala. Questi crescono sempre di più e questi calano, perché questa era la parte, come dici tu, delle cose che potevano in qualche maniera interessare la città. Alla fine abbiamo che la stragrande maggioranza dei metri quadrati di pavimento sono per alberghi e appartamenti, i quali appartamenti non risultano essere appartamenti, ma perché diventano appartamenti alberghieri, perché altrimenti se no sono contro, dovrebbero fare una variante al PAT, una variante al PALA, perché la variante al PAT te la fai e ti metti d'accordo, ma la variante al PALA non la puoi fare, cioè si mette d'accordo il sindaco, il presidente della provincia e della regione e cambia un PRG. Ma il PALA devi darglielo a chiedere al consiglio regionale, e quindi la rogna più grossa, anche per mettere un minimo di appartamenti da mischiare e vivere in modo diverso sull'area posta, ci hanno detto a noi l'anno scorso all'ufficio urbanistica: cancellateli, non si può parlare di appartamenti perché bisognerebbe cambiare il PALAV. E quindi il PALAV ha una norma precisissima che ho riletto anche in questo periodo, secca, non sono consentiti residenze. Ultime faccende, anzi posso fermarmi quasi perché è tutta... vi segnalo solo questo perché dopo forse la mobilità è meglio che parli Giacomini. Vi dico una cosa sola, vi ricordo che abbiamo avuto problemi enormi con le bonifiche e con le falde, che loro nei disegni vanno a perforare le falde in verticale, vi ricordo litigate con l'unico progetto di Marghera Sud con Mascazzini 2 anni fa, non mi ricordo di chi era quel progetto. Loro non vanno, come abbiamo messo come norme, come si chiama, in salvaguardia. Loro tagliano, perforano in verticale con, non so, migliaia di pali, per disegno c'è, si vedono pali all'infinito, vanno sotto a 55 metri con i pali, bucando 3 falde. Vi ricordo che abbiamo fatto buchi molto minori all'inizio del tram, bisogna svilupparlo 20 anni fa, poi in Piazzale Giovannazzi e adesso semplicemente per passare col tram, e ogni volta succede di Dio perché sotto il terreno è il terreno di quello che è. Basta, mi fermo qua, quello che è meglio che sulle cose. Mi fai dire alcune cose velocissime? No, le usi magari un'altra volta. No, per prescrivere un'altra volta. Dai, do il foglio, se lo leggeranno, non sono tutte, sono 3 cose scritte, 3 cose da dire, e le prossime volte ti dirò. Grazie. Perché forse la cosa più folle è che tutto il sistema delle, è scritto anche qua con i numeri, guardate che questo sistema di infrastrutture non ci sarà, cioè loro hanno inventato 5 come si chiama, rotonde in cielo, hanno messo cifre ridicole per farle, ridicole, per cui sarà molto di più del sovrappasso di via Camarcello, non le faranno mai queste robe, le disegnano ma dopo non le vai mai, per cui stai ingrippando completamente tutto il punto più critico di tutta la città è quello, l'incrocio da Milano, da Mestre, da Marghera, dal Porto e da Venezia, e incasinerai tutta la città per 20 anni se parte, non so se partirà. Allora qualcuno, le cose sono tutte scritte, le cose di Giacomini sono più precise, le mie. Sulla mobilità io ho poche righe, lui ha molto di più. Sentite, sappi, se non lo fai un articolo solo se ci torni sopra, che la nostra valutazione tecnica, dopo... Senti, no, aggiungi solo è che in dato, caso è un dato che torna con quello che ha detto Stefano e con tutto questo.
quando circa 10 giorni fa siamo stati, come nota a Milano, siamo stati ricevuti dal sindaco e lui ha detto in quell'occasione, si è sbilanciato, ha detto no allo scavo del nuovo canale Caotorta, ma io ho il progetto sul tavolo e dovrebbe averlo già da 2 giorni, io ho il progetto, porto le navi, lui dice, intanto a Marghera. Le navi vengono sotto la torre di Cardin. Allora c'è un meccanismo compravendere di appartamenti alberghieri e di un grande mega albergo dove porto le persone di una certa qualità nel punto topico perché comprino le case. Cioè c'è un meccanismo incrociato. Quindi la dico così breve, ma non ha detto questa seconda parte. Io vado domani e dirò queste cose ovviamente. Va bene. Vi ringrazio. Che facciamo questa conferenza? Noi iniziamo, sentiamo sul titolo i punti che non sono scritti, se vuoi mi chiami ce ne facci l'illustrazione del tuo foglio. Ce n'è una più. Sì, il telefono. Sì, Ciao Gianfranco. Chi che era il foglio del Carlo? Ciao. Ciao Mica. Carlo, fallo lo stesso. Sì, no, lo faccio lo stesso. Anche perché è la prima volta che lo affrontiamo, quindi possiamo farlo in modo esteso. E il piano è completamente diverso dalle cose dette finora, perché entra proprio nello specifico delle indicazioni del progetto, al di là della loro, come dire, formale rispondenza allo stato della pianificazione o della programmazione degli interventi o dei soldi disponibili. Quindi entra proprio sulle soluzioni operative. E sono 3 punti, nell'ordine di importanza scritti e 4 li aggiungo a voce dopo, altri 3 a voce. La prima questione esiziale, non l'ultima, come mi diceva ieri l'architetto che accoglie le persone visitatori alla mostra dei Palazzi, perché è l'ultima cosa della ferrovia, invece la prima cosa, si è resa ben conto dopo che gli ho spiegato che è la prima cosa fondamentale, è la disponibilità dell'area, che attualmente al suo interno un impianto ferroviario che ha 3 sostanzialmente funzioni. Chi era? La Carin? Chi è? La Mitia Carin. Ecco. Ha 3 funzioni. Ha la funzione di costituire radice unitaria e unica per tutto il sistema della rete ferroviaria di prima e seconda zona. Cioè tutto l'impianto di Porto Marghera, esclusa l'isola portuale, esclusa la raffineria e basta, esclusa queste 2 cose, il porto e la raffineria, tutto il resto in prima e seconda zona passa di là, dentro l'area in cui c'è la fondazione triangolare e circolare del padiglione. È la radice di tutto il sistema dei raccordi ferroviari, è il parco di smistamento ed è il percorso per avvicinarsi poi per entrare in prima e in seconda zona lungo sostanzialmente il fascio di elettricità. Che cosa prevede il progetto per liberarsi di queste cose? Primo, l'innesto lo inverte, anziché raccordare tutto il sistema del fascio di raccordo di prima e seconda zona verso la stazione di Mestre, come adesso in continuità diretta verso le linee nord e ovest e quindi verso ATB e tutte le direzioni poi nazionali e internazionali, la rovescia e la rigira, obbligandola a manovrarla dentro il fascio e il sistema ferroviario dell'isola portuale. Cioè non c'è più connessione diretta tra tutto il sistema di Porto Marghera e la rete ferroviaria perché bisogna passare dentro il porto. Non è specificato in modo preciso, ma è inevitabile che non tocca manovrare così, quindi sta cosa compromette, prima considerazione che si fa, compromette l'accessibilità diretta del tutto il sistema produttivo di Porto Marghera, che si vuole rilanciare, ancorché sia in modo sostenibile, quindi tanto più su ferrovia, la disconnette, guarda caso, dalla rete nazionale e la costringe a manovrare dentro l'area del porto, il quale ne verrebbe ovviamente ricaricato, perché il fascio, che attualmente, attenzione, è stato riclassato e potenziato perché da raccordi ferroviari è passato a essere FS, tant'è che è recintato, elettrificato e gestito con passeggeri bello da qualche anno prima non lo era, proprio perché FS ha costituito un proprio fascio di scalo dentro l'isola portuale, ma caricarci tutto Porto Marghera, in attuale traffico forse non eccessivo, ma in prospettiva potenziale anche molto di più, dentro il sistema del porto vuol dire gravare tutta la mobilità e il servizio e il carico del fascio dello scalo portuale di traffici che attualmente sono autonomi e diretti, immessi direttamente in stazione di Mestre. Questo tra l'altro peggiorerebbe ulteriormente le condizioni operative di Porto Marghera, perché seconda operazione che fanno
viene spostato il raccordo attuale dall'area totalmente più ad ovest, perché per non avere più il vincolo della sua presenza addirittura della banchina ovest del canale industriale, viene rigirato a nord di Via della Pila, attraversando Via della Pila, Via dell'Elettricità, spostato dietro il Molo 5, riportato su Via dell'Elettricità in corrispondenza della rotatoria tra Via delle Macchine e Via dell'Elettricità, e quindi reimmesso nell'attuale percorso. Con questo giro più lungo, più tortuoso e più complicato si penalizza di nuovo tutto il movimento ferroviario, perché di fatto si troverebbe a dover sviluppare non solo più percorso, sarebbe poco perché centinaia di metri forse, ma decisamente molte più interferenze con il traffico automobilistico che attraversa la cosa, e che comincia la parte più divertente, perché questa variazione, fino a lì ho ragionato di ferrovia, ma lato città vuol dire che se volete, questi sono tutto il percorso si trova a circondare completamente la stessa area palermiera, la quale verrebbe di fatto a essere confinata da 3 lati su 4, il quarto è la banchina all'acqua, dalla linea ferroviaria, una attualmente verso est, che è appunto il fascio che va verso il porto, ma da qui a rimettersi in senso contrario verso ovest e nord e sud, tutto questo sistema ferroviario, che comporta che dai 2 passaggi a livello esistenti, uno gestito e uno gestito su Via delle Macchine, uno gestito in fondo alla rampa del cavallo che scende dal cavalcavia, Via del Commercio si chiama, con vere e proprie sbarre perché il passaggio ferroviario FS, e l'altro non gestito che è al margine ovest della banchina, laddove appunto i treni proseguono verso tutta la zona prima e seconda, si passerebbe a ben 4 passaggi a livello, perché se ne aggiungerebbero 2 su Via dell'Elettricità, che verrebbe di fatto disconnessa con un passaggio a livello più a sud in corrispondenza delle macchine, e un passaggio a livello più a nord in corrispondenza di Via della Pila. I treni che manovrano verrebbero a dover confliggere con il traffico automobilistico ben 5 volte, uno entrando nell'isola portuale, manovrando e tornando indietro nell'isola portuale 2 volte il passaggio a livello, una volta su Via dell'Elettricità a nord, una volta su Via dell'Elettricità a sud e una volta su Via delle Macchine. Quindi un'interferenza sistematica continua che penalizza il sistema di passaggio dei treni, il tipo ferroviario dei treni, ne riduce la capacità, ne compromette la funzionalità di movimento, di programmazione, ma lo stesso scarica sul traffico automobilistico. In particolare tutti gli accessi dei parcheggi dell'area paralumiere sono ingombrati da passaggio a livello, salvo uno che non è a raso, ma tutti quelli a raso, tutti gli accessi del sistema previsti o anche quelli prevedibili a raso verrebbero a essere impediti nella loro diretta connessione dalla presenza di passeggeri. Sistematicamente previsto un accesso a est in corrispondenza di Via del Commercio, verrebbero bloccati i parcheggi dell'area del palazzo. Esatto. Allora, tutto il livello raso è circondato da ferrovia e ciascun accesso, anche sud, perché sud anche Via delle Macchine, che è il profilo del nord della banchina, ha a est e a ovest un passaggio a livello. I 2 lati su cui si affaccia la città sarebbero impediti tutti e 2, cioè anche a relazione con la strada. Via delle Macchine 2 passaggi a livello all'inizio e alla fine, e Via delle Industrie e Via dell'Elettricità su 2 passaggi a livello a nord e a sud. In particolare, dicevo, tutto il livello raso è interferito dalla ferrovia e, ancora peggio, tutti i parcheggi pubblici che sono collocati su Via della Pila non avrebbero altra possibilità di accesso, nemmeno alternativa in quota, diretta con la rete esterna, cioè di fatto verrebbero obbligati, vediamo poi anche perché c'è un altro ragionamento, a passare almeno 1 se non 2 o di più passaggi a livello. Cioè di fatto questa cosa compromette radicalmente la vera accessibilità dello stesso palalumiere, che se ne trova veramente accerchiato. Ulteriore accenno poi ancora, Via dell'Elettricità è fondamentale, è stata concepita sempre in modo fondamentale per le sue funzioni di asse primario interno alla prima e seconda zona industriale, per la possibilità, adesso ci sarà certamente un nuovo raccordo anche a sud, ma mantiene il suo servizio urbano interno di connessione diretta alla tangenziale. Questo verrebbe compromesso perché 2 passaggi a livello, che passa, di fatto verrebbe a interrompere il flusso. Questa è una cosa micidiale, perché di fatto compromette, come dire, la possibilità di integrazione urbana anche solo veicolare, non parliamo poi di ciclisti, però lo vedremo dopo, rispetto al contesto delle aree limitrofe. Questo nella relazione dei parcheggi non fanno alcun cenno. Non è detto.
Non è detto. Come nei disegni, furbamente, non è enfatizzata la presenza del passaggio di livello. Tu ne controlli tutti gli inquadramenti topografici e ne concludi che è inevitabile che ci sia il passaggio di livello lì. E non è contraddetto né smentito. Ieri sono andato alla mostra, ho parlato con l'architetto che è lì, è rimasta un po' sterefatta da questa osservazione, non sapeva cosa rispondere, perché effettivamente così è. E quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, il grande nodo stradale, in cui prima operazione, per adeguare il sistema, la funzionalità, la capacità del nodo complessivo del grande cavalcavia tra Mestre, Marghera, Venezia e tangenziale, alla previsione di carico aggiuntivo, inevitabilmente ne vanno a completare e a rafforzare alcune funzioni. La prima funzione che vanno a rafforzare è quella della connessione diretta tra tangenziale e Venezia, con questo famoso tunnel per una carreggiata con 2 corsie e una per senso di marcia, che dovrebbe connettere direttamente il raccordo tangenziale alla strada regionale 11 in direzione di San Giuliano. E quello? È quello di Ferta, il primo livello. Questa soluzione è di fatto impraticabile, perché planimetricamente, e non può che essere così perché gli spazi sono ristrettissimi, quel tunnel coincide con il sedime di appoggio dell'attuale cavalcavia in secondo livello, con tutto il suo sistema di fondazioni. E quindi prima di fare il tunnel bisognerebbe smontare completamente il cavalcavia di secondo livello, che non serve solo la relazione tangenziale Venezia, ma anche le relazioni tra Mestre e la tangenziale, le uscite di Mestre sulla tangenziale, e le relazioni di Venezia e di Mestre con Marghera. Quindi di fatto realizzare quell'opera vuol dire smontare metà delle funzioni del cavalcavia per qualche anno, rinunciando totalmente a qualsiasi soluzione alternativa. Impraticabile, insostenibile. Vuol dire che metà del vecchio cavalcavia quanto quello che svolge cavalcavia più che doppio. Se non si vuole uccidere in modo insostenibile il traffico della città, questo è impraticabile. Tra l'altro non è chiaro se neanche rientra nelle sovvenzioni, diciamo, di opera a carico, perché furbamente la tabellina, attento Stefano, la tabellina dice nuova abilità a carico del progetto, le relazioni tra Mestre e Marghera, questa è tra tangenziale a Venezia, formalmente il tunnel, quindi potrebbe esserne fuori, quindi essere a carico della collettività. Io ho già scritto le cifre, sono... Quindi, a proposito, dopo vai avanti, ma sia quelli qua più possibile, tu e anche qui c'è un problema da controllare i soldi, perché la prima cosa che viene fuori, secondo me, che non è neanche un decimo della cifra che, oltre alle follie tecniche appena dette, oltretutto i soldi ce ne vorrebbero 10 volte quelli che sono messi lì, sì. Per cui non si farà, perché i soldi, perché loro vanno a detrazione oneri, no? Noi ci abbiamo per il culo, non è che li regalano, li tirano a detrazione oneri, per cui per rifare completamente tutto il sistema della mobilità occorrono cifre spaventose, oltre che incasinare la città per 20 anni e non farlo mai più. Per lo svolgimento, per la realizzazione del tunnel, si deve sopprimere totalmente i secondi livelli con le relazioni complesse che ho detto prima, ma anche un tratto del vecchio cavalcavia di Mestre Marghera, laddove in coincidenza delle curve si colloca sotto il grande viadotto. Anche quelle pile e di sostegno del vecchio cavalcavia devono essere liberate per fare il tunnel, quindi vuol dire che anche il cavalcavia da Mestre e per Mestre, per un certo numero di mesi, di anni, non si sa, dovrà essere totalmente smontato, dismesso e bonificato fino in profondo. Provate ad andare un giorno con la scaletta sotto e guardate la selva di fondazioni, perché ci sono 4 stratigrafie di interventi progettuali. C'è la costruzione negli anni 30, c'è il rifacimento di 1 o 2 volte durante la guerra negli anni 40, c'è l'ampliamento negli anni 60 e c'è il secondo livello negli anni 70. Quindi sono 4 stratigrafie di sistemi di fondazione che smontare sarà pazzesco. Tra l'altro, scusa, secondo una prassi consolidata anche sui progetti di danno, l'amministrazione chiede sempre, prima della realizzazione del progetto, che vengano messe in opera tutte le parti infrastrutturali, perché prima devi avere quella e poi invece loro dicono entro il 2015 finiamo l'edificio, che nel momento in cui l'edificio acquista quanto ci vuole per fare una roba del genere? 15 anni.
Sì, io ho anche immaginato, sforzando di vedere se possono realizzare proceduralmente, nella sequenza delle fasi, tutto il sistema delle nuove rotatorie di viadotti più a sud, prima di dover smontare a nord, ma non ce la fanno perché a un certo punto i lati nord e il lato Mestre devono interromperlo per inserire il tunnel sotto, per cui quelle cose che ho detto sono veramente compromesse, salvo di non immaginare che si riduca a una carreggiata a cavalcavia di Mestre Marghera, una corsia per direzione per non so quanti anni, sacrificando di più che dimezzando la capacità di Mestre Marghera, costringendo tutta Venezia e tutta Marghera a scambiare quelli che vanno sopra adesso tutti in un incrocio a raso in corrispondenza di Piaveggio, è una cosa assolutamente inconcepibile, non so nemmeno come poterla sequenziare o programmare o gestire, insomma. E questo dal punto di vista funzionale del traffico, ma l'operazione sarebbe ancora più, come dire, critica e negativa nel momento in cui si va a ingombrare un'altra volta l'ultimo varco disponibile per connessioni dirette, che è il sottoquota in corrispondenza alla cavalcavia. Abbiamo a margine il sottopasso ciclopedonale, il sottopasso della stazione ferroviaria, quello del fabbricato viaggiatori, e il recente tunnel del tram. Se si volesse dare una soluzione molto più efficiente e funzionale a tutto il sistema dei raccordi ferroviari della prima e seconda zona, del porto e della raffineria o dei depositi costieri, sarebbe molto più funzionale e di ricadute molto più interessanti, invece che sbattere sopra quello che c'è già, che è assurdo smontare, perché lì almeno una delle direzioni, certo la direzione tangenziale Venezia non c'è il secondo quoto, ripeto, e bisognerebbe ragionarci volendo ipotizzare cavalcavia, ma almeno quella da est a ovest c'è. Ci serve l'assunto di smontare una cosa che c'è per poterla sbattere nello stesso sito dove non ripararla prima in sottoquota. Viceversa, sarebbe forse, e più che forse, ma ci ragioneremo meglio in futuro, praticabile uno spostamento in sottoquota progressivo di un binario alla volta della radice di tutto il sistema degli accessi ferroviari in Porto Marghera. Questo avrebbe un grande beneficio, liberando dalla congestione presunta, non misurata, ma accettiamola anche come osservazione dall'esterno, in zona stazione, perché lì c'è un conflitto con i binari ultimi della stazione di Mestre, con i movimenti, con il parco ferroviario di Santa Lucia. Accettiamo anche che ci sia un breve raccordo in sotterraneo della radice del sistema di Porto Marghera e del porto, risolverebbe questo conflitto anche sulla stazione di Mestre. Tra parentesi, forse verrebbe a perdere di significato e di necessità il raccordo che sta ipotizzando il porto sul Forte Tron verso i Bivi, perché direttamente a questo punto è risolto. L'unico punto che forse è critico in stazione di Mestre, perché poi è 4 binari verso Padova, il raccordo dei Bivi ha capacità di non finire per tutte le direzioni, e tra l'altro andreste a risolvere simultaneamente la possibilità di realizzare a raso, a quel punto a raso, a base di cavalcavia, una carreggiata in più per la connessione diretta Mestre-Venezia, e quindi realizzando entrambe le direzioni senza fare ulteriori opere, e addirittura di riconnettere finalmente vie industrie a tutto il sistema delle viabilità di prima zona e di quartiere urbano, cosa che invece in vie industrie adesso è utilizzata dal lungo passaggio livello che si diceva prima. Quindi anche qui, prima di bruciare l'ultima possibilità che abbiamo di ripensamento degli ordini delle viabilità e di questo incastro maledetto di nodi più funzioni, con una strada inutile perché c'è già il secondo piano, vediamo di salvaguardarla forse per la ferrovia, che è indispensabile, e fare un salto in avanti molto più efficace. E questo per quanto riguarda la soluzione del tunnel di -1. Dopodiché andiamo a vedere il sistema delle rotatorie, no? Del spostamento, perché di questo si tratta, volendo innestare sulla quota +1 dell'intervento, che è a 10 metri sul livello del mare, quindi vuol dire +7, +8 rispetto alla quota suolo, che è data +3 mediamente. Tutto il sistema delle relazioni che interscambiano, non del attraversamento storico, ma tutte le altre, da Mestre, Marghera, quartiere urbano, Marghera, Porto e per la direzione di San Giuliano, si immagina di innestare su due grandi rotatorie per costrizione di spazio, inevitabilmente tutto si sposta verso sud. Entra addirittura in ambito di progetto Parlomier, con questo grande viadotto su cui viene allungato, intestato il prolungamento del ramo che viene da Mestre, del cavalcavia, dentro l'area grosso modo Caprioglio, fino all'altezza della Pila. Lì troverebbe un incrocio a raso con uno svolto obbligato a destra o a sinistra senza incroci e attraversamenti
in sinistra, diciamo, fino a manovrare a destra e a sinistra sulle due rotatorie. Due grandi rotatorie che sono entrambi a quota più 10, portate su di mezzo metro recentemente nell'ultima ipotesi progettuale che ho visto. A quota più 10. Su queste rotatorie si mette tutto, sistema che apparentemente potrebbe anche essere funzionale e capace, però non troppo, dico in questo appunto, perché in realtà l'innesto su questo breve viadotto di tutto il ramo da fermestre crea degli spazi di curvatura, soprattutto di manovra di scambio, abbastanza ridotti. Di conseguenza è molto probabile che già in prima fase la capacità di alcune manovre, soprattutto quelle di uscita da Mestre e quelle di entrata su Marghera e quartiere urbano, risultino penalizzate, tant'è che questo rischio di immediata congestione, senza essere troppo raffinati sui numeri, ma guardando quelli che hanno fatto nel disegno consegnato nella relazione di presentazione col PowerPoint, con l'esito di una modellazione, si vede già in 2 punti la congestione nella loro simulazione. La si vede qui nell'innesto in coda da Mestre e nell'innesto in rotatoria per Marghera. E quindi già la fotografia, oltre che cosetta anche qua, di immediato rischio di congestione. Cioè questo disegno che appare funzionale in realtà rischia di essere sottodimensionato rispetto all'attuale assetto di mobilità e di traffico dell'intero mondo. E questo è un problema. Peraltro, secondo problema, se si va a vedere la stratigrafia delle -1, 0 e più 1 dei diversi livelli di rete, incrociandola con i parcheggi, si nota che pur avendo la rotatoria disponibile vicino, tutti i parcheggi del Palais Lumière non sono accessibili direttamente da queste rotatorie. Perché avvicinandosi così tanto, che presumo si esporrebbero al rischio di rigurgito di congestione, perché qualsiasi accodamento di entrata al parcheggio manderebbe in crisi la rotatoria strategica. Evidentemente asservono e connettono i parcheggi con un circuito secondario. Cioè vuol dire che tutte le direzioni da nord, da Mestre, dalla tangenziale da Venezia, per entrare per Lumière, si manovrano sulla rotonda più a ovest, ma devono scendere attraverso la nuova rampa fino a via Fratelli Bandiera, fare una rotatoria, fare un'altra rotatoria e entrare da via delle macchine. Il che vuol dire che tutto il traffico di Palais Lumière grava sulla rete di via dell'elettricità, sulle via delle Fratelli Bandiera, le relative rotatorie, che è tutto il fronte del sistema del quartiere urbano residenziale. Cioè questa cosa va a gravare del traffico di manovra, di uscita e di entrata e tutta la cantierizzazione tra l'altro prima, tutto il sistema della rete urbana e degli accessi fondamentali primari del quartiere di Marghera e del quartiere urbano. Cosa è per me assai critica. E tra le altre, così facendo, per raggiungere i parcheggi pubblici, non potendo scenderci sopra dalla rotatoria, chiunque venisse da nord, dalla tangenziale, o da Mestre o da Venezia, dovrebbe passare 2 passaggi a livello, non neanche uno, perché dovendo salire per l'elettricità dovrebbe prima uno e poi l'altro. Quindi addirittura sono 2 passaggi a livello, e si è costretti a questo percorso lunghissimo, oltre ad aver sbattuto poi addosso a Marghera e quartiere urbano, per arrivare ai passaggi a livello. Bontà loro, ci sono protetti, perché i parcheggi privati del Palais Lumière, le grandi rotatorie di bordo della piazza intrinseca, sarebbero accessibili da un cavalcavia fatto apposta su misura, che scavalca la ferrovia che salta verso la prima e la seconda zona, inevitabilmente, almeno si sono messi a riparo da questa ipotesi, dovendo peraltro collocare una seconda rotatoria in quota sopra la prima, su via delle macchine e via dell'elettricità, e quindi sono 2 rotatorie una sopra l'altra, la quale rotatoria in quota ha dei rami che scendono solo verso via elettricità sud, cioè solo le provenienze che vengono, diciamo, dalla Romea, e solo da e verso via delle macchine, con il risultato peraltro che anche quel lato lì dell'area della Palais Lumière si trova, come dire, addossato di infrastrutture, per cui abbiamo le rampe della via del commercio sul lato est, abbiamo un nuovo sistema del viadotto delle grandi rotatorie sul lato nord, abbiamo verso ovest la rampa che va giù in grande pendenza verso via Fratelli Bandiera, abbiamo la rotatoria in quota sull'angolo e 2 rampe verso ovest. Il risultato di questo sistema è un ulteriore assedio infrastrutturale, per cui a piano terra abbiamo l'accerchiamento della ferrovia. E al secondo livello abbiamo su tutti i lati del Palais Lumière un assedio infrastrutturale bestiale, veramente di continui viadotti. Non paghi di questo per poter portare il tram a 10 metri, e i disegni non lo mostrano se non con un imbroglione tratteggio. Il tram supera in quota anche l'elettricità, passa tutta via delle macchine su un lungo viadotto, supera via del Fratelli Bandiera in viadotto e scende praticamente quasi al bivio dell'attuale innesto, come si chiama via, non ricordo, che porta alla rotonda di via Paolucci, la rotatoria
di Piazzale Donanazzi, esatto. Praticamente parte da lì un lungo viadotto che si accosta sul lato ovest, cioè il quartiere urbano, e salta e si mantiene in quota più 10 fino ad entrare al Paralumiere. Quindi veramente è uno sviluppo di viadotti impressionante dappertutto, no? E che assedia veramente il lavoro per i prossimi 50 anni. l'area del Paralumiere. Ma chi si che paga tutta sta roba? Appunto. No, ma Tra l'altro, così facendo, via elettricità, via elettricità e via delle macchine, dovendo ospitare delle rampe inserite in asse, perdono la capacità perché le rimanenti sugli spazi ridotti, corsie a terra vengono sacrificate, complicate ulteriormente, vengono complicata la mobilità, la sicurezza dei voli, quindi veramente una difficoltà notevole. Mi ha chiamato Edi Sazzano che in grande difficoltà, bisogna che torni perché ho le chiavi di casa sua. Mi pare chiaro, volevo dire, tutta questa cosa soprattutto della mobilità, nella loro relazione che non ho visto, loro se l'assumono o no? È quantificata? È quello che ho scritto nel mio testo, sì. Perché loro dicono nella loro relazione, mi dicono perché il nodo è lì. E infatti il nodo è prima perché ancora. In realtà se fai quello che dicevi tu, se fai prima il palazzo e dopo le opere di urbanizzazione della città. Allora loro dicono questa cosa che io ho scritto, anzi non l'ho scritto almeno nell'ultima stesura che ti manderò in email subito il mail, perché questa è quella vecchia. Sì. Loro dicono, attenzione, l'ho scritto, comunque lo ripeto per tutti così capite, 180 milioni per tutta la nuova viabilità connessa, quella che li riguarda. Poi c'è una voce a Mestre e Marghera. Di Mestre e Marghera, appunto. Non Venezia tangenziale. Sto dicendo, loro dicono 180 per fare quel sistema di follie che abbiamo visto poco fa, no? Io dico che ce ne vorrà 10 volte tanto. Sbagliato, stamattina l'ho detto alla Silvia al telefono e faceva cascava dalle nuvole, dice ma io non faccio conti, è l'ufficio lavori pubblici che controlla le opere, i costi delle opere, e io sto guardando solo il sistema di mobilità. Te lo dico che ho fatto una telefonata stamattina. E quindi siamo perdere adesso. 180, in teoria io dico che questi sono 180 milioni che vanno a detrazione oneri. Come al solito, se tu fai una cosa in più, te la devono pagare perché tu paghi fino agli oneri, dopo sei a posto. Dopodiché altre opere esterne come vie dell'elettricità, come il tram, tutto quello che vuoi di più, sono 150 milioni. Io ho detto, ma scusa, questi 150, prima i 180 secondo me ce ne vogliono 1800, non 180. Esagero, ma sparo 10 volte tanto. Ma no, noi abbiamo primo discorso. Secondo discorso, i 150 ulteriori è scritto e firmato da qualche parte che li danno o sono messi qui, ma dopo se vuoi te li fai tu? Perché disegnano tanto piacere. Idee nella convenzione comunale non c'è una convenzione ancora, non c'è neanche, c'è tutta una situazione. L'unica roba che c'è è questa. L'unica roba che c'è è questa che è allegata al voto che hanno fatto 3-4 mesi fa. Continuamente la stanno modificando perché di fatti hanno già modificato, ce ne siamo accorti ieri, grazie a lui che è andato a cercare, perché lui era parlando con te, che le carte che hai tu siano diverse da queste, e sono diverse in 3-4 cose, su un po' di cifre che ho aggiornato, sul disegno del sovrappasso della stazione. Cioè questo è quello che ho io, progetto. Tu ce l'hai, sì. Ce l'hai mandato e controllandolo è leggermente diverso a questo. Qui tu hai uno che è di 20 giorni dopo di questo qua. E ha quello pubblicato nel sito. Sì, ma io non avevo questo e ho usato questo, davo per scontato che non cambiava più. Dopo può cambiare 1000 volte, ma se fai un atto amministrativo... No, il problema è che se nella convenzione... Non c'è scritto, non c'è una convenzione, c'è solo un'istruttoria che ha permesso di dichiarare l'interesse regionale, il discorso di prima. A quel punto tu bypassi tutte le regole perché vai in deroga al mondo, primo, e gli hai dato una corsia preferenziale. Ma questo ottieni per adesso. Negli articoli, infatti prima dicevo che non si capisce assolutamente quale sia la somma
disposizione perché si era iniziato a parlare di 2 miliardi di euro. Siamo già a 3, adesso a 5 le ultime. In che rete stanno i 5? Non ho ancora visto. Ormai, sui giornali già. Ho saltato forse qualche articolo. 5 miliardi che lui mette metterebbe lui non copriva neanche con la fondazione, non copriva non li ha i soldi, si sa che non li ha. Lui cerca di vendere tutto sulla carta. Il Trevisani che ha scritto un articolo disse ma il problema non c'è perché sembra, si sa, che Cardenga 2 chilometri di case comprate negli anni comunque costano 2 euro, che te le vendi? Ma cosa stiamo dicendo? Non solo, ma poi guarda che il rischio pesantissimo, anche se loro dicono di no, che si infiltrino operazioni di natura, non dico mafiosa. Qualcuno ha detto cinesi, russi o mafia, vedete un po' voi chi gli darà i soldi. Però i 5 non mi ero accorto che non erano arrivati a dire 5. No, scusa caro. Mancavano le biciclette, però le lasciamo per la prossima. No, poi ci hai guidato questo e quindi. Sì, no, ma rispetto a quello lì ci sono 3 punti che volevo osservare. A proprietà di noi perché sei dietro i 5. Se volete, sono vediamo se li riassume allora, 2 parole. sulla pedonalità e sulla ciclabilità vale l'aggettivo che ho messo in testa al foglietto, la totale per me, come giudizio mio, inutilità delle decisioni. Perché prevedere spazi pedonali e ciclabili e relazioni ciclabili a più 18 metri, cioè a più 15, che vuol dire 5 piani rispetto al piano di campagna, 5 piani di edificio, è assolutamente inutile. Allora, e questo, proviamo a pensare alla relazione che si viene a costruire con via Camarcello, per esempio. Stiamo parlando di un solaio che costruisce la copertura dei parcheggi, che loro falsificano nelle loro rendering, che simulano boscato con foreste, una quantità di verde, essendo un solaio non potrà piantumarsi nulla. Quindi uno spazio enorme, perché sono centinaia di metri, totalmente scoperto, a intemperie, senza protezione, senza riparo, senza verde, senza nessuna attrezzatura o qualità di servizio, in cui uno in modo desolato, ripeto, desolante, dovrebbe attraversare da solo, incavalcare questa passerella per scendere in via Camarcello, dove se va bene e si arriva, ci si trova sul retro di un retro, perché è il retro della città, perché è il lato sud del cavalcavia, ed è il retro di quegli edifici che danno sul cavalcavia, quindi è un retro di un retro. Che qualità, che attrattività. Tra l'altro, l'ultimo disegno, se voi lo vedete, a ridere, dimostra che per scendere a Camarcello si fa un sistema di piste ciclabili a tornanti, con 5 tornanti che scende, perché il disegno non è disegnato 5 tornanti, non vedete proprio con 5 tornanti, ma per esempio anche il disegno rappresenta che la pista ciclabile sale a quota più 10 da via elettricità con un elegante tratteggio, ma questo elegante tratteggio è una rampa infinita che deve andare su di 3 piani su via elettricità. Che tipo lo stesso i pedoni. Allora, che qualità di spazi pubblici, di piazze viene a costituirsi sul tetto del parcheggio in modo inaccessibile da Mestre e da Marghera, perché questo problema dell'accessibilità, della relazione del fronte e anche sui prospetti che dà il progetto, il sistema degli edifici su via elettricità e su via delle macchine, per quanto poco fissato su via delle macchine. È evidente che oltre che non prevederlo adesso, il progettista non avrà alcun interesse a costruire spazi di qualità di relazione urbana, ciclabile, pedonale, di vivibilità sui fronti delle strade. Ovviamente al proprio interno, ovviamente portarlo al proprio interno, portarlo in quota. E quindi di fatto questo sistema costruisce di nuovo una impossibilità di relazione. Non c'è nessun effetto città, si costruisce proprio un sistema chiuso al suo interno che non propaga nessuna possibilità di continuità né di funzioni né di spazi fisici fruibili di qualità, e quindi si nega la possibilità di questo bubbone che chiuso in sé non fa nessun effetto città al suo interno urbanisticamente. E questo per i pedoni e per le biciclette. Un'osservazione sul tram: in teoria benissimo che il tram vada in direzione di via delle industrie, potrebbe colmare una disgiunzione, una disconnessione grave che c'è tra il sistema del Vega, San Giuliano e il quartiere urbano e la prima zona, salvo che attualmente è impossibile, perché una volta che ti infili in via delle industrie dal tram non esci più, perché c'è il benedetto o maledetto binario della raffineria che costeggia la statale o ex statale regionale di Lici, che è fondamentale, perché è vero che la raffineria forse
può anche essere non realizzata, è in discussione se convertirla alle rinnovabili. Ma i depositi, attento, ma i depositi costieri rimarranno lì, perché il progetto che noi vediamo adesso di terminal offshore mantiene lì, su quelle isole, tutti i depositi costieri, quindi tutta la distribuzione dei carburanti per l'intero Trivento passa su quel binarietto lì. E quel binarietto ferroviario, quello solito, è del tutto incompatibile, insuperabile, ingestibile con il maledetto regolamento a rotaia del tram su gomma. Totalmente impraticabile. Allora, finché non si ripensa complessivamente di tutto il sistema di accessi del sistema dei Vega, o dal cavalcavia di San Giuliano, o dalla ex strada regionale 11 con il famoso problema dell'accesso su via Precinotti con rotatoria a secondo livelli, e non si risolve quindi l'incompatibilità a raso del tram sulla ferrovia, quel tram lì rimarrà un sogno assolutamente impraticabile. Che lo si metta a nord, a sud, da tutte le parti, che si sposti la ferrovia, poi alla fine si scorna, perché la ferrovia alla fine arriva addosso al nodo di San Giuliano e o la si supera in quota o la si supera in qualche punto in quota lì o via Pacinotti, oppure non si farà mai, che si dica. La questione di superamento delle Noi abbiamo fatto il progetto ancora 2 anni fa, quando spostando la ferrovia, perché se non sposti la ferrovia non passi più, no? E la portavate dove? La portavamo lungo via Felicità Con un ponte con un ponte che andava direttamente un ponte mobile. Siamo andati addirittura a vedere a livello mondiale, ci sono 5-6 ponti studiati all'epoca, apribili col bottone a Buenos Aires, premi il bottone e si alza in un attimo. Quindi un ponte a raso che va da via dell'elettricità dritto in raffineria, e quindi anche dopo se vogliono oltre, se volendo E poi togliere questa... e togliere e sposti la ferrovia, ma devi ogni volta è 1 milione che paga. Schiatte che galleggiano, insomma, cioè non è difficile lì il problema. Il problema è che tutto sono sogni detti così, perché appunto questo spostamento ci aveva provato, ce l'ha raccontato Casarin in riunione di regione con l'ENI, quando hanno fatto il progetto, che poi abbiamo piantato un casino che non finiva più, di via Pacinotti, e viene fuori che c'è la ferrovia. Dico, ma io ci ho provato, dice lui, magari gli credo, non dico mica di no. Casarin dice, ma volevamo, era la volta buona che si poteva non dare, lui ce l'aveva con l'attuale segretario del PD, perché l'autorizzazione, l'altro colpo di mano quello lì, l'autorizzazione per 40 anni mi pare nuova alla raffineria gliel'ha dato appunto il segretario del PD, come si chiama? Mognato? Segretario nazionale, ministro dei lavori, ministro dell'industria all'epoca, Bersani. E ha detto, nel momento in cui gli dai 40 anni di proroga, perché lo dicevamo, proroga ma fuori dalle palle, gli ha dato 40 anni di proroga, almeno in quel momento eravamo forti, si poteva scambiare la proroga di 40 anni della raffineria per almeno spostare almeno il binario, il minimo che gli potevamo chiedere a una multinazionale che ha quei soldi che ha. 40 anni ti sposti il binario che blocca tutta la città, perché lo blocca davanti alla Breda, davanti alle Pacino, ovunque c'è questo binario del cavolo. Allora, noi abbiamo provato a disegnare questa roba e anche a trovare tecnicamente come si fa, ma il problema è sempre quello: chi è che paga? Chi è che paga? E tutta questa roba. Prima non ho fatto il discorso, questi qua vengono detti e secondo me metà loro non li pagano. La Silvia Candese oggi ha detto, ma loro dicono che pagano le opere, a prescindere da quanto costano, dicono, vabbè, dicono, ma firmano? Da qualche parte è scritto cosa loro fanno? Ah, ma no, questo è prematuro, non seguo io le robe giuridico-economiche. Vi segnalo che quello che ha detto Costa, solo per spostare i binari del fascio, quello davanti all'aeroporto, 400 milioni. costa 350, cioè da solo costa più di tutta questa roba qua. Ultima osservazione per completezza. Ma è tutto follia. Ultima osservazione per Se ci completezza. siamo incasinati in via Camarcello per una robetta, qua ce ne sono 100 di queste robe qui. Non funzionerà una madonna. Cioè Ultima osservazione per completezza. Attualmente via dell'Industria, malamente con passaggio a livello, relaziona con tutta la prima zona del quartiere urbano. Nei disegni distribuiti fino all'ultimo paragone, via dell'Industria perde qualsiasi relazione con la parte ovest, sembra proprio interrotta. Adesso, negli ultimi sviluppi di disegni che sono esposti in mappe di mostra, che sono quelli pubblicati sul catalogo della mostra e che riverbero l'ipotesi del tram,